Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 8 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi, che in prima pagina porta un titolo sul Covid, in particolare sul piano Veneto per l'autunno. Sistema sanitario a rischio psicosi. Zaia, il governatore del Veneto, i medici di famiglia saranno assediati perché i sintomi dell'influenza confonderanno molti, spaventandoli. Di qui la presentazione del potenziamento in vista dei prossimi mesi. E questo argomento viene approfondito alle pagine 4 e 5 del giornale, in cui compare anche una scheda riassuntiva del piano Veneto da 100 milioni appunto, che vuole potenziare l'assistenza ospedaliera, quella territoriale, i dipartimenti di prevenzione, i sistemi informativi regionali. Test rapidi contro mix influenza Covid. Il piano di sanità pubblica del governatore Zaia, infezioni domestiche sotto controllo, nuovi contagi da migranti e vacanzieri. L'obiettivo dichiarato è scongiurare un ritorno al lockdown anche in forma circoscritta. Scuola, dal Ministero 100.000 kit sierologici destinati a insegnanti e personale non docente. Tra le varie misure previste, il raddoppio delle terapie intensive, gli infermieri di famiglia all'esordio. Microbiologie, Rigoli, Treviso, coordinatore operativo. Il laboratorio di Padova è centro di riferimento. Screening di massa e monitoraggio nei luoghi critici delle comunità estere. Queste alcune delle misure che sono state sintetizzate dal Corriere delle Alpi per dare un'idea di quello che di quello che è il piano Veneto per contrastare il contagio Covid-19 nei prossimi mesi. Ma andiamo avanti sul giornale che dà conto anche del decreto agosto approvato dal Consiglio dei Ministri, che aumenta gli assegni di invalidità, partite IVA, tasse rinviate. Il Premier, provvedimento con cui tuteliamo i lavoratori, aiutiamo il Sud e alleggeriamo le scadenze fiscali. E 600 milioni per la filiera della ristorazione. 18 settimane in più di cassa integrazione e agli enti locali anticipati 5 miliardi. E poi il giornale sintetizza le misure previste per il lavoro. Ecco la proroga per la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti, fiscalità di vantaggio, sgravi per 1,1 miliardi a favore del Mezzogiorno, commercio, cashback, via nel 2021 per combattere l'evasione, fisco, tasse sospese, rateizzabile soltanto al 50%, turismo e terme, agli stagionali indennità una tantum da 1.000 euro, città d'arte, contributi a fondo perduta da Roma a Venezia a Pisa. Stabilimenti balneari, sanatoria del 30% su concessioni demaniali, sanità, più soldi per straordinari ed emergenze nazionali, salvataggio per Alitalia, nasce la NewCo e salta il vincolo della UE, formazione, un nuovo fondo in arrivo per le casalinghe, un fondo che il Corriere delle Alpi definisce però povero. E andiamo avanti sempre sul Corriere delle Alpi per raggiungere le pagine che vengono dedicate alla provincia di Belluno e che si aprono con un approfondimento sul Nevegale e in particolare la posizione della maggioranza in comune di Belluno che rigetta le accuse e il sindaco assicura in inverno si scierà. Si lavora a un accordo di programma con la provincia e altri enti. Speriamo anche la regione, sottolinea il sindaco, che aveva promesso fondi. Fatti tanti investimenti e vogliamo continuare a mantenere viva la località turistica, dice ancora la maggioranza di governo in comune a Belluno. Sulla stessa questione è intervenuta anche Berton, presidente di Confindustria Belluno. Bravi i privati, ma ora anche il pubblico deve fare la sua parte. E Alessandro Molin per la scuola di sci. Situazione grave, noi ormai ci sentiamo presi in giro dal comune. E sempre a tema sci,
una presa di posizione della Fondazione UNESCO, che sottolinea no a impianti nuovi su luoghi che fanno parte del sito tutelato dall'UNESCO. Incontro a Belluno il 7 settembre con le associazioni ambientaliste che avevano mosso accuse di mancato controllo. Il presidente della Fondazione Tonina: lo sviluppo sciistico ha dei limiti precisi, bisogna migliorare l'esistente. E sempre per quanto riguarda questo tipo di argomenti, da Padola al Tirolo con gli sci ai piedi, da Bolzano il via libera, un via libera che interessa il territorio di Comelico Superiore. Torniamo a Belluno per dare conto dei primi scavi nella ex chiesa dei Gesuiti, che hanno portato alla luce altari e l'antico pavimento. Iniziati i lavori nel complesso, il solaio è stato aperto per realizzare la scala che porterà all'ampio piano superiore, dove verrà realizzata una sala eventi, mentre al piano inferiore ci sarà un mercato coperto e anche uno spazio gioco per i bambini. L'intervento, finanziato dal bando periferie, ha un costo di 2,2 milioni di euro e, secondo le previsioni, dovrebbe essere finito fra un anno, nella estate del 2021. Lo smart working è una rivoluzione, ma serve un nuovo modello di lavoro. Lo sottolinea Michele Dalfarra, presidente di Metalogos, che illustra le opportunità da cogliere per accompagnare il cambiamento. L'organizzazione verticistica e i contatti a ore non funzionano più, sottolinea. Le persone vanno formate e ci sono milioni di euro a disposizione. Paolo Barp, presidente del CAI di Belluno. Numerosi i progetti in ballo per l'autunno. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere delle Alpi. Una gatta selvatica ripresa insieme ai suoi due cuccioli che giocano nel bosco. Il video prova che la popolazione bellunese è vitale. Parte una nuova campagna di studi di Marco Catello. Sport, musica e ristorazione. Estate piena a Pianlonghi sul Nevegal. È un agosto fitto di eventi, quello nella struttura riaperta solo da un mese. Enrico De Bona: gli ampi spazi ci consentono di svolgere molti eventi. Stasera c'è la Live Queen dalle 21, domani gli Exit Band sul palco a partire dalle ore 17. Allarme di Confartigianato, bus operator in crisi nera. Per questo ho chiesto l'aiuto ai sindaci che confermino i contratti in essere e che anche anticipino parte della loro parte finanziaria. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. L'articolo di apertura dà conto della guerra, così la definisce il giornale, tra la cooperativa Feltreghiaccio e il comune per la gestione del palaghiaccio. Certificato di staticità scaduto nel 2018, il bando per il palaghiaccio è illegittimo. Turrin e Casagrande della cooperativa Feltreghiaccio all'attacco, offesi come dirigenti e molto preoccupati come cittadini. Presenteremo ricorso. Dovremo licenziare tutto il personale che in questi anni è stato una certezza. Di qui le proteste e anche il ricorso, ritenendo illegittimo il concorso per la gestione del palaghiaccio che è stato fatto dal comune e che ha visto esclusa dalla partecipazione la cooperativa Feltreghiaccio. Siamo ancora a Feltre. In Tonaci e Sterpaglie l'area dell'ex liceo in Piazzale della Lana va tenuta in ordine. Ordinanza della polizia locale dopo un sopralluogo per lo stato di incuria della facciata e del piazzale antistante. Terminati i restauri di balaustra e scalinata in Piazza Maggiore a Feltre. E c'è anche una foto che testimonia i lavori. Oggi a Santa Maria degli Angeli suonano Rado e Perer, concerto gratis alle ore 21. Stop al bike sharing, arrivano 3 mini spa a Sovramonte.
Le baite in località Le Laste saranno riconvertite in altrettante piccole abitazioni con sauna e vasca idromassaggio. Malghe in mostra a Seravella, al Museo Etnografico della Provincia e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Si tratta di una esposizione di fotografie che viene inaugurata oggi. Borgo Valbelluna, rifiuti, tariffe ancora diverse per i 3 vecchi comuni. La maggioranza in Consiglio Comunale ha deciso di non modificare i costi, previste riduzioni del 15% per le aziende agricole e di 2-3% per gli iscritti all'AIRE. Dal 1 ottobre Bellunum entrerà in servizio anche a Mel e a Lentiai. Con lo storico dei vecchi, i giovani di Sedico scoprono le bellezze del territorio. E ancora, sempre dal Corriere delle Alpi, Portoghese si perde sui monti, chiede aiuto alla mamma a casa. La donna giovedì notte ha ricevuto una mail e ha allertato i soccorsi italiani. Il 31enne, che stava percorrendo l'alta via numero 1, era ferito e aveva spento il cellulare. Riportato a valle dal soccorso alpino alle 7 di mattina. Si era perso mentre si spostava tra il Pramperet e il Pian de Fontana, sopra Longarone. Ponte nelle Alpi, cura del verde del territorio e scontro in Consiglio Comunale. Cade dal balcone della casa, grave una operaia a Caprile. L'episodio, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto ieri mattina presto in paese. La donna di 50 anni trasferita all'ospedale di Treviso non è, per fortuna, in pericolo di vita. Falcade, aiuti alla Croce Verde e botta e risposta tra Murer e Bottacini. Ed eccoci a Cortina, pagina che si apre con un articolo sull'inchiesta sull'hotel Ampezzo. La procura: non vogliamo bloccare niente, ma l'albergo non poteva essere demolito. L'obiettivo: tutelare l'interesse pubblico laddove si presume violato. Messo in sicurezza il cantiere finito sotto sequestro. Abusi d'ufficio ed edilizio contestati nel fascicolo aperto dalla magistratura. Nei boschi con i cani da slitta. Cortina sempre più aperta con gli animali e i cani in particolare. Da Pian del Lago partiranno per tutta l'estate escursioni a 6 zampe, in un opuscolo tutti i consigli rivolti ai visitatori in vacanza con i loro animali. Santo Stefano di Cadore, manca la corriera di domenica, i pendolari raccolgono firme. I lavoratori diretti in fusteria chiedono l'estensione delle corse. Dobbiamo pagare 2 abbonamenti e spesso arriviamo in ritardo al lavoro. Lozzo, entro settembre in appalto i lavori lungo il Rio Rin. La regione interviene con 700.000 euro per il potenziamento delle difese spondali costruendo scogliere. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre con il titolo Esodo di Ferragosto, piano anti-code. Movieri e volontari della protezione civile al lavoro nei fine settimana per evitare gli ingorghi nel nodo di Longarone. Un altro articolo di apertura della prima pagina del Gazzettino di Belluno. Nevegal, scontro tra Massaro e i vertici dell'Alpe. Dai tempi tecnici alla segretezza, Palazzo Rosso non ci sta. Ma andiamo all'interno del Gazzettino di Belluno. Le prime 2 pagine sono dedicate, le pagine 2 e 3, scusate, sono dedicate a un approfondimento dei lavori che stanno interessando la città. Innanzitutto il restauro della ex chiesa dei Gesuiti, che sarà pronto entro 12 mesi, sopralluogo nel cantiere che darà nuova vita al complesso. A trovare posto in piazza con bancarelle nella chiesa rinnovata ci sarà posto per una piazza coperta con le bancarelle e un luogo per far giocare i bambini. L'assessore promette anche una nuova gara e poi via al piazzale della stazione.
Franco Frison, responsabile dell'urbanistica, soddisfatto dello stanziamento della provincia che permette di ritarare il progetto e di ampliarlo. A questo punto si parla di un intervento di 1 milione e non più di 700.000 euro. Esodo di Ferragosto, sentinelle anticode lungo la Lemagna. I movieri sono in servizio da ieri e rimarranno fino a domenica. Il sindaco di Longarone Padrin sappiamo che non è la soluzione, ma solo un palliativo. Sono 3 i nuclei di protezione civile che sono stati mobilitati per questo fine settimana. E ancora, per quanto riguarda i trasporti, treni Lumaca 150 minuti per fare solo 80 km. La denuncia corre su Facebook, zero assistenza, solo la voce registrata prima di ripartire. Nevegal, la giunta Massaro al contrattacco, e questo è l'articolo che era stato lanciato in prima pagina. Gli impianti fermi, i tempi tecnici per farli partire c'erano, avevamo stanziato le risorse nella variazione di bilancio, sottolinea il sindaco. Sarebbe bastato che la società rinunciasse a tenere segreti i conti per consentirci di aprire la seggiovia per l'estate. Eccoci a Feltre. Drio le rive, la cooperativa non ci sta. Prosegue la guerra della Feltreghiaccio con il comune, pronto un nuovo ricorso, mentre la cooperativa va in liquidazione, licenziando tutti. Nel mirino l'assenza del certificato di staticità dell'impianto. Manca dal 2018, sottolinea la cooperativa, non potevano nemmeno fare il bando di gara per la nuova gestione del palaghiaccio. Sono 4 i dipendenti che perderanno il lavoro, anche se, contando pure gli stagionali, si arriva a 15 persone. Enel Villaga, un nuovo pulmino pensando a Pra del Moro. 2 donazioni all'ospedale di Feltre con la generosità dell'ANA e dell'AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Pneumologia e immunoematologia, i reparti che beneficiano dei nuovi strumenti. Parte a Sedico il servizio di noleggio delle biciclette elettriche. A Bribano oggi l'avvio, polemico Maraga. Contatti pure sbagliati. Scuola bus sicuro, è tempo di iscrizioni a Sospirolo. Domande entro il 14 agosto, serve tempo per pianificare. Il sindaco De Bon avverte le famiglie. A causa delle misure anti-Covid il servizio potrebbe subire modifiche o ritardi. Una passerella sorgerà a breve per ricollegare il rifugio Falier in comune di Rocca Pietore. Ripristinato il sentiero danneggiato dal nubifragio, ora serve superare il Rio. La Vallombretta è stata l'area più danneggiata, i pascoli sono ricoperti da una coltre di pietrame. Il mercato sarà spostato, siamo a Cortina d'Ampezzo. Ghedina e il sindaco riprende il dibattuto tema in risposta a una richiesta della minoranza. Consiglio concorde sul nuovo trasloco, un esercente, ci vogliono allontanare. Hotel sequestrato, la procura cala 32 pagine di motivi. In attesa del riesame la magistratura spiega le ragioni dell'inchiesta che riguarda l'hotel Ampezzo. Oltre 1300 visitatori per la casa del Tiziano e il museo archeologico a Pieve di Cadore. Renzo Bortolot, il presidente della magnifica comunità, questo risultato è sorprendente perché è uguale a quello del 2019, privo di limitazioni. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.